Conte. Non ricordo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Oggi è ovviamente sabato pomeriggio. Non ci sarà tanta gente. Ma va bene. Ciao Yolanda, buon pomeriggio. Da oggi sto un pochettino meglio. Ciao Nella, in sottofondo sentite mio figlio come al solito. Peggio se non si sentisse, pazienza. Ciao Titti, come va? Va perché deve andare, purtroppo. E io vi volevo ringraziare perché in privato mi avete mandato tanti messaggi. Per me è stata, finora, una mancanza enorme dentro casa. Anche la mia voce, insomma, è quello che è. No, tieni questa. Grazie, amore, grazie. Questa qual è? È grande questa. Grazie, Yolanda. E tante persone mi avete scritto in privato. Ciao Maria, mi avete scritto in privato che vi è dispiaciuto un sacco, non sapete quanto io sono stata male. Ciao Rosa, grazie Nella. Angie, stai facendo un sacco di rumore a mamma. Stai facendo un sacco di rumore. Lui lo fa apposta, purtroppo. E niente, è stato un colpo duro, un colpo molto duro per tutti noi. Anzi, Angelo, ho cercato di dirgli, di spiegargli che è un angioletto adesso. Non sono un angioletto! No, amore, sto parlando di Cara, mamma, che adesso è un angioletto. Ti ho spiegato che è un angioletto. Angioletti, scusa io. Allora, cara, sta andando da un angioletto. Sì, sta andando dagli angioletti. Diciamo che lui un attimino si è fatto quest'idea del coniglietto con le ali che è un angioletto. Mentre invece è brutto il distacco. Ciao Bianca! Mentre invece il mio cagnolino, Yolanda non lo so, Yolanda cioè, e preferisco forse anche non saperlo, sinceramente, perché la mattina, che poi io sono uscita di casa verso l'una, quindi verso l'una io l'ho lasciato tranquillo. Era nella sua posizione di sempre, stava riposando e poi ovviamente io sono uscita, sono andata a fare... Angie, puoi fare meno rumore cortesemente perché te le tolgo e le butto. Le butto? Che dici? Dicevo, lo fa apposta, raga, lo fa apposta. Io purtroppo sono succube. Comunque, vi stavo spiegando verso l'una l'ho lasciato tranquillo. Poi io sono andata a fare le mie cose, basta adesso. Mi fai impazzire. Io ti faccio impazzire, no tu, che io sono mezza esaurita.
esco, vado a pranzo da mia mamma, l'ho lasciato ovviamente col suo guarda, pranzo. attaccato. Sì, amore. Col suo fieno, le solite cose che una fa, ho pulito la traversina, insomma, tutto quello che c'è da fare per un animale, insomma. Sono andata al lavoro, appena uscita dal lavoro sono andata a mangiare una fetta di carne qui in una trattoria vicino casa e sono ritornata. Sono ritornata e vado per prendere la sua insalata. Vado nella sua cameretta perché lui aveva, quando io non c'ero, lo lasciavo nella sua cameretta, aveva una cameretta tutta sua, così in modo che se non ci sono non poteva fare danni, non perché lui facesse danni, ma perché non volendo potrebbero succedere qualcosa che gli potrebbe fare male, quindi ovviamente lo recintavo nella sua stanza. Vado nella sua stanza, gli apro la stanza con con la lattughina in mano e l'ho chiamato, cara, 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 e era sdraiato sul fianco e non rispondeva. Mi sono accorta ovviamente subito che non c'era più, ho chiamato mio marito che già si era messo appena a letto ed era così, insomma. Ora c'è chi mi dice, vediamo cosa mi dice, Bianca YouTube ha messo le visioni dei saluti per la partita passerina. Ciao Samantha, grazie. Ciao Christian, grazie. Che cosa dirti? Che cosa dirvi? Mi hanno detto in tanti che potrebbe essere, perché lui era un coniglio salutivo, era sempre super controllato, vaccinato, cioè lo portavo dal veterinario come se io, come porto il cane, insomma, quindi era in salute, un coniglio in salute, giocherellone, tranquillo. Io credo a questo punto, e mi hanno detto in tanti che potrebbe essere questo, si sia soffocato col pelo perché stava facendo la muta, la muta del pelo e mi hanno detto, anche il veterinario mi ha detto che è possibile che si sia soffocato col pelo. O se non è questione di pelo, gli possa essere venuto un infarto improvvisamente perché il coniglio è molto delicato, quindi ho una delle due opzioni, perché di stomaco invece andava tutto bene, perché di solito può venire al coniglio uh, un blocco intestinale, mentre invece lui aveva fatto la sua cacchina bella come sempre, cioè palline belle grosse, quindi non era questione di un blocco intestinale, appunto, perché io l'avevo lasciato pulito e ho ritrovato la cacchina nella sua lettiera. No, l'occlusione intestinale non è possibile, Rosa, perché ho trovato la cacchina, quindi spallinava prima di andare. Quindi secondo me è stato questione o di pelo o un infarto. Il pelo di solito riescono a farlo uscire, a volte hanno bisogno di aiuto. Christian, purtroppo io non sapevo di questa cosa del pelo e credimi, a volte non mi perdono che io non c'ero. Non c'ero perché è possibile che lui cercasse aiuto e quindi non mi fate pensare a questa cosa.
Ciao Francesca, sono gitana. Grazie. Succede Francesca. Ciao la gnappa, io per evitare questo gli faccio bere il succo di ananas. La gnappa, io purtroppo questa cosa del pelo in 3 anni nessuno me l'ha mai detta e non, non credevo potesse succedere col pelo. Chissà, magari non è stato il pelo, magari è stata una cosa così, un malessere improvviso, io questo non lo so. Quello che so è che giustamente non sapendo quello che lui aveva o che ha avuto, mi sento in colpa. Mi sento tanto in colpa per questa cosa. 3 anni, Bianca, 3 anni. 3 anni belli che lui... Allora, all'inizio ho dovuto cambiare tutti i mobili, perché praticamente da piccolino mi ha rosicchiato tutto, non so quante volte sono rimasta al buio a casa perché mi ha rosicchiato i fili, senza internet, però poi diciamo l'ho addomesticato per bene e poi è diventato un cagnolino, diciamo, cioè lui stava in casa come sta il mio cane, insomma, in camera da letto, sale sul letto, sul divano, fa tutto quello che fa un animale domestico, no? Francesca, non farti domande. Lui, allora, io la cosa che non mi rimprovero, scusate se mi viene da piangere, ma parlarmi mi fa venire da piangere. Cerco di trattenermi, ok? La cosa che non mi rimprovero è che lui ha vissuto una vita da re, ma da re veramente. Cioè, come ripeto, come no, io me lo portavo anche in vacanza, affittavo una casa al mare, io prima chiedevo se potesse entrare lui e il cane, per esempio. Cioè lui faceva una vita da re. Non è colpa tua, Fra, lui ti ama, mi baciava sempre, insomma. Cioè, ha fatto una vita veramente stupenda, secondo me. Franci, nessun senso di colpa, i conigli nani sono delicatissimi, tu gli hai dato tutto l'amore. E la mela, sì. Possono avere problemi anche con le zanzare. No, la gnappa, io a casa fortunatamente non ho zanzare, quindi non è una questione di zanzare. Secondo me 2 sono le ipotesi che mi sono fatta. Non ti sentire in colpa, ha vissuto 3 anni felice e coccolato. Già. Io l'unica cosa di cui mi colpevolizzo è il fatto che non c'ero, non ero in casa e quindi magari se lui in quel momento ha chiesto aiuto era da solo quello, tutto qua. Quella è la cosa che io mi rimprovero di più. Scusate, ma questo è il senso di colpa più grande. Era pelosissimo. Sì, era molto peloso, aveva un pelo stupendo, sempre pulito, sempre al suo posto, perché lui lo puliva sempre, io lo pettinavo. Francesca, anch'io ho un coniglietto, è vero, i conigli sono molto delicati, il mio è stato malissimo, gli venivano attacchi di epilettici, adesso sta bene. Pensate che ho pianto pure per un cricetino, mamma mia, io qualsiasi animale, cioè, ok, io mangio la carne, ok, mangio la carne come il 90% della popolazione, però gli animali, proprio gli animali domestici che stanno insieme a noi,
Io purtroppo ne risento tantissimo. King è malinconico, molto malinconico, l'ha presa male, non mangia, non sta mangiando, questa cosa insomma mi preoccupa. No, Rosa, passerà, però credo che chiunque abbia un animale domestico in casa mi possa capire bene. Non ce l'ho fatta a togliere le sue cose, la sua lettiera, la sua ciotolina, i suoi giochini, non ce l'ho fatta, ho fatto fare a mia mamma. Perché poi vederli mi avrebbe fatto ancora più male. Francesca, non ti devi sentire in colpa, tu non potevi sapere. Lo so. Mi dispiace per questa scena pietosa. Però io vi volevo ringraziare perché mi avete mandato tanti di quei messaggi su Instagram, i commenti, che mi hanno fatto un sacco piacere. Ci tenevo ad aprire questa live, ecco, tutto qua. Non l'ho aperta nell'altro canale perché non mi andava a StreamYard, quindi l'ho dovuta aprire per forza qua. Sentite rumori strani, è mio figlio che sta giocando con delle conchiglie finte, ovviamente. Niente, raga, Yolanda sono esseri indifesi, hanno solo noi, è vero. È vero, gli potremmo fare qualunque cosa, io a volte penso come si fa a fare del male a povere creature così piccole e indifese. Io per esempio, dici ma che gli altri animali li mangi? Io per esempio non ho mai mangiato coniglio, non ho mai mangiato agnello, non ho mai mangiato cacciagione proprio in generale. Dici ma allora la carne la mangi e quello... boh, non lo so. Il coniglio che avevo prima se ne andò dopo 11 anni e decise di farlo tra le mie braccia. E la gnappa avrei preferito anch'io che l'avessi visto, anche perché avrei cercato di dargli un aiuto, però purtroppo non c'ero e lavoravo. Ciao Joker, credi io la mia l'ho vista morire, credi per me che l'amavo, sono stata male, immagino. Non dire che è una scena pietosa, chiama gli animali giusto così, quando vengono a mancare. Ciao Marilena. No, ma anzi ora sono calma, sto bene, diciamo bene, un po' più rasserenata. L'unico che mi preoccupa ora è King, perché è molto nostalgico. Sta nella sua cuccia, non mangia, insomma questo mi preoccupa perché adesso gli manca ovviamente l'amichetto e lui va nella stanza. Anzi, puoi fare un po' di silenzio per favore? Gli dico a papà allora che non ti porta da nessuna parte. Va nella stanza, lo cerca e ritorna e si mette nella sua cuccetta. E sono scene che io non avrei preferito non vedere mai. Ciao Spider-Man.
Prova al cagnolino di più a spasso, fallo giocare. Mio Bill sta combinando un macello. Sì. Infatti poco fa siamo stati a fare una passeggiata, ma appena ritorna a casa va a cercare l'amichetto, no? Boh. Joker, stiamo parlando volevo ringraziare le persone che mi sono state vicino per la perdita del mio coniglietto. Dice, per tanti sarà una bestialità, perché tanti la pensano così purtroppo. Perché fai così? Però, cioè, quello era un membro della famiglia per me. Franci, grazie Sissi Blu. No, vabbè, adesso io mi riprendo. Ovviamente ancora un attimino presto. Pensi in futuro di averne un altro? Yolanda, sinceramente non lo so, perché io vedi come sono. Io mi attacco smisuratamente agli animali, ai miei pelosi. Il coniglietto poi è molto delicato, ha bisogno di più cure. Non lo so, non lo so. Io amo gli animali e vorrei una fattoria, però è una cosa, appena lui mi sente parlare lo fa apposta. Lo so, Spider-Man, lo so, mi spiace tanto, non lo sapevo. Cioè, ti ha salutato, Rosa, ti ha salutato. Ti ha salutato. Vabbè, dai, raga, vado fuori. Fumiamo una sigaretta insieme e poi... Eccomi qua. E poi chiudo perché non c'è tantissimo da dire, ecco. Sono appena ritornata, sono stata a fare delle compere. È vero, i coniglietti sono molto impegnativi, sì, hanno bisogno più cure di qualsiasi altro animale, purtroppo. Sono molto delicati. Ma per il canino sarebbe meglio che non ne pigli un altro prima che il canino vada in depressione. Qua sono in veranda, Angelo. Non lo so, Bianca. Ci devo pensare un attimino prima, voglio vedere se in questi giorni lui riprende il ritmo di prima. Se no, io invece di un coniglietto che è molto delicato opterei semmai per un altro cucciolo suo simile. Più di quello il coniglio è troppo delicato e io ho paura che poi dopo un anno, due, ho di nuovo lo stesso... guardate, non ce la farei mai più ad avere una collera del genere. So che prima o poi dovrà accadere nuovamente, lo so, non mi ci fate pensare, però meglio più tardi che troppo presto. Joker, lo sai che sei come un padre per me. Yolanda, che battuta. No, Joker, giovedì sera. Io non lo so, penso che sia morto nel pomeriggio perché io non c'ero a casa. Quindi l'ho trovato io di sera. Quanti anni ha il cane? Ancora il cane ha un anno l'ha fatto a giugno.
quindi ancora è piccoletto. E se io devo, diciamo, scegliere di prendere un compagnetto, preferirei prendere un altro cagnolino a sto punto, per non farlo sentire da solo. Ecco. Cosa stai facendo? Comunque, ciao Nico, prendilo, magari un trovatello. Sì, sì, vediamo, no, allora, Rosa, io prenderei tutti i trovatelli del mondo, ti spiego però, io ho una casa piccolina, non posso avere, non posso tenere cani grandi. I trovatelli di solito sono cani che diventano grandi. Non ho purtroppo lo spazio che avrebbe bisogno un cane di quella stazza lì. Quindi o se trovo anche un trovatello di medie dimensioni, senza dubbio, sì. Se no, non lo so, ci vuole un cucciolino che resta piccolino come King, non più di 4 kg, 5 massimo. Non è che per forza devi avere il cane di razza, quello no. Se riesco a trovarlo che non arrivi a più di 5 kg. Purtroppo la mia casa non permette. No, invece a me gli uccelli non piacciono, ma non perché non mi piacciono gli uccelli, non mi piacciono perché devono stare in gabbia e quella cosa di tenere l'animale in gabbia purtroppo non l'accetto. Yolanda, lo so cara, siamo tra noi, ma in questo momento cara Francesca sta passando te. Vabbè, ma figurati, Joker, anzi se scherziamo è meglio. Sì, ci sono, giù è pieno. Vero? Ciao Al Capone, ciao. Francesca, ci devo credere a cosa? A cosa ci devi credere? Angi, cosa stai facendo? Mio figlio fa danni. Anche a me fanno tristezza gli uccelli in gabbia, infatti. Io purtroppo ho sempre odiato l'animale in gabbia e non ci posso fare niente. Gli uccelli non ti piacciono e ci devo credere. Ah, vabbè, gli uccelli da gabbia non mi piacciono. Per tutto il resto poi, vabbè. No, Franceschini, il pappagallo lo metto sul trestolo e può volare in tutta la casa se vuole. Ma avrai uno spazio bello grande. Io... c'è un amico mio che ha il pappagallo, quello gigante, come lo viene chiamato? Loreto, non lo so. Quello... Grazie al capone, grazie. E lui lo tiene libero in casa. Se lo porta a spasso, sulla spalla, insomma, cioè quando tu ami gli animali fai tutto così. Mi rimetto al mio posto. Quindi adesso io quando è stato sono stata fortunata a trovare lui come no, non era un trovatello, ma era stato tolto da un allevamento abusivo King. E l'ho adottato lui e il fratello, ve l'ho detto tante volte. Il fratello sta con mia cognata e lui è rimasto con me. Se avessi saputo, l'avrei tenuto anch'io, il fratello.
Eh, Che fai, Angelo? Non credo di avere la stessa fortuna di ritrovare dei cagnolini così piccoli in adozione. Non avevi specificato? Sì, il pappagallo di quell'attore comico lo fa volare e poi torna indietro. King, cosa stai mangiando? Cosa stai mangiando? Non mi fare prendere qualche spavento pure tu, eh? Oh, eccolo qua. Eccolo qua. King. 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 Dai bacino. Amore. Grazie. Ha gli occhietti tristi. I nostri pelosetti diventano parte integrante della famiglia. Come ti capisco, lo so. Immaginate che lui dorme con me, mangia con me, fa tutto con me. Vero King? Vero King? E lui è la mia gioia, la mia gioia. Se non ci fosse stato lui ora... Lui è un chihuahuino a pelo lungo. È stato tolto da un allevamento che non li teneva bene, insomma. Ed eccolo qua. Però non l'avrò più io questa fortuna di trovare, di adottare un cane così piccolo, perché qui purtroppo non se, cioè io non ne ho trovati, li sto cercando sinceramente, ma non, se avete dove indirizzarmi mi fareste un favore. I miei mi seguono anche in bagno, anche lui. Ma io, sai Nico, ho letto che ti seguono anche in bagno perché dice che loro non ti vogliono fare sentire da solo. Non lo so, qualche associazione della tua zona. Ciao Angelina. Chi sei tu? Il principe? Il mio gatto mangia sul tavolo con me, aspetta educatamente che io passi il mangiare, tesoro. Che c'hai gli occhietti tristi? Prova a rivolgerti all'EMPA o OIPA della zona. Lo farò, lo farò. C'è l'EMPA qui, devo vedere se c'è. L'EMPA, EMPA Catania. La mia, dove l'ho adottato io, l'ho adottato da una volontaria, tutti e due i fratellini. EMPA. Sì, via Anapo, Catania, che è vicino, vediamo dove si trova. Dove si trova? Ah, ok, vicino Ognina, zona di mare, sì. Ok, sono spesso stato criticato, ma chi se ne frega. Ma guai, a me guai chi si permette di mettere bocca sul fatto di come siano educati i miei animali. Cioè, per me
Se tu vuoi entrare a casa mia, devi sapere che a casa mia comandano gli animali, cioè è casa loro. Quindi se vogliono mangiare sul divano, per esempio, mangia sul divano, per esempio, non mangia sul divano, però è casa sua e può fare quello che vuole. Basta che digiti rifugi cani Catania. Vero Rosa, io ne ho fatto adottare uno ad una ragazza di Forlì, arrivava dalla Calabria. Ah, ok, ok. Quindi sì, 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 sì. Vediamo un attimino ora. Intanto vediamo come reagisce lui in questi giorni. Se vedo che è sempre così malinconico e nostalgico, vedo un po' il da farsi. Francesca, guarda nei canali municipali, nei canili municipali, magari glielo lasci tutto e quando lo trovano ti telefonano. Vediamo. Vediamo un po'. Mio figlio urla sempre. Non lo rompere, non lo rompere! La mia Terry da Vercelli, non molto lontano, ma neanche qui in zona. Nico, basta andare su internet, ce ne sono a centinaia. Quindi ora io cerco rifugi. Non lo rompere. Non lo rompere, Angelo. Va bene, ragazzi, io volevo fare questa piccola così live tanto per, ripeto, per ringraziarvi della vicinanza. Ciao contagiato, dai, perché Nick sono, ma vi prego. Una casa senza i nostri domestici è vuota. Oddio, sì, come ti capisco il capone. Cioè io quando ritorno dal lavoro o che ne so, vado a comprare anche 2 secondi una cosa, c'ho Shanti fuori, e lui mi fa una festa come non mi vedesse da anni, cioè quell'amore incondizionato, senza interesse alcuno, no, non si può capire. Quale tatuaggio, scusa? Quale tatuaggio? Io non sto vedendo tatuaggi. E poi stiamo parlando di altro e non mi piace il tuo nick. Nico, c'è la volontaria che mi ha dato la cagnolina, dice che c'è l'inferno al sud. Comunque mi spiace per il coniglio, io mi piango ancora il mio Jack ed è morto a maggio, annaggia. Vabbè, io blocco questi nick perché, cioè, che cavolo di nick sono, ma per cortesia. Nico, non si scordano mai, ti danno molto più affetto degli umani, ma infatti, cioè io l'altro giorno per esempio stavo male per cose mie di salute e quello lì tutto il tempo vicino, King, che mi leccava, mi baciava, cioè è una sensazione che chi non ha purtroppo un animale non sa, non conosce. Sì, Rosa, al sud è un disastro davvero, tanta stima per i volontari che si fanno in 4. Nico, se magari se tu conosci qualche associazione qui, insomma, mi dai un contatto, oltre l'EMPA, perché io conosco solo quella lì dove ho preso i 2 fratellini. ehm, Però al momento ha solo gattini e ho paura. Io purtroppo dei gatti ho paura perché una volta sono stata assalita da un gatto
che mi conosceva, cioè era un gatto che io conoscevo, lo coccolavo, lo accarezzavo. Improvvisamente un giorno mi ha assalita, mi ha tutte le gambe, insomma, proprio una coda così. Io da allora sono rimasta terrorizzata dai gatti. Ciao Bianca, Francesca ti do un abbraccio, cara. Di niente, Joker. Prova a digitare adozioni cani piccola taglia. Sì, 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 devo cercare. Che c'è, King? Che c'è, mamma? Che zio, mammina? Vieni qua. Ho tagliato i pallette. Ciao Francesca, qui a Pampa la città ha bisogno di associazioni per gli animali abbandonati. Mm. Pampa. Tagli i capelli. Non ti rischiare, che mi tagli i capelli. Ciao Al Capone, un bacio, grazie. Claudio, sei in Texas, un saluto a tutti. Oltre a Empa e Olpa, che poi ti indirizzano verso i canili, puoi trovare annunci di chi li regala e non può più tenerli, che poi come fanno non saprei, nemmeno io, Nico, nemmeno io. Mi sono tolta la salute per trovare un appartamento al mare che accettasse gli animali. Ancora non l'ho trovato perché ancora non so quando posso andare anche qualche giorno in ferie, anche se l'umore non è di... Però vabbè, cioè io non lascerei mai una settimana il mio cane a mia mamma, anche se lui con mia mamma ci ha abituato e lo sa, cioè ci sta, perché io quando vado al lavoro, King lo lascio a mia mamma come se fosse mio figlio. Ok, Shanti, grazie. Scusa, forse non ti ho letto su. Mi pare che tu avevi scritto qualcosa. Francesca, secondo me ancora è troppo presto per prendere un altro cagnolino, tanto il tuo caramello non lo rimpiazzerai mai. Magari fai passare qualche mese. Invece, sai Maria, ti dico una cosa. La cura migliore per far passare questa tristezza quando ti viene a mancare un animale è prenderne subito un altro. E non si tratta di rimpiazzo, cioè non lo rimpiazzerai mai, però credetemi, quando viene a mancare un pelosetto, la cura è quella di prenderne un altro immediatamente, cioè non far passare proprio manco giorni. E quello ti cura, perché tu già hai un altro esserino di cui ti devi occupare. Su questo credimi che è così. In Sicilia, vabbè. Claudio è il marito di Monia Tocci. Chi è Monia Tocci? Anche nelle bacheche dei veterinari trovi sempre qualcosa. Sì, Yolanda, ma non è il vero. Francesca, metti anche che devi vedere se il tuo cagnolino lo accetta. Rosa, no, il mio cagnolino è un amore. Fa amicizia con chiunque e apprezza molto la compagnia. Angi, cosa stai facendo? Vieni subito. Gli animali non si rimpiazzano mai, ciascuno ha un carattere a sé, ma l'amore deve continuare a fluire. C'è un altro abbandonato che merita quell'amore, vero? Giustizia imbecille, aspetta che io ti rimuovo perché non mi piace. Scusate, mio figlio sta facendo qualcosa che non va. Odio avere ragione, ma in questo caso frangente è vero. Nico, ti riferisci a quello che ho detto io dell'avere subito
non lo so, boh. Prima bisogna elaborare, no, non sono d'accordo su questa cosa. Perché già l'ho provato e credetemi che per me è stata la cura migliore, perché io subito ho dovuto occuparmi di un altro esserino. Non l'ho dimenticati mai, i miei animali, ma l'amore è continuato ad andare avanti, ha continuato ad andare avanti. No, mi riferivo a quelli. Flavio Sciabola, ciao. Già il nome è tutto dire, insomma. Ex il mito di Senna, non mi riferivo a quello che ha scritto Yolanda in merito al fake. Ah. Nico, tu fai parte dell'associazione che si occupa dei traffici di cani illegali per la vivisezione? Perché mi avete eliminato Shanti? Yolanda, perché eliminate il messaggio di Shanti? L'hai bloccata? Shanti non No, Yolanda non lo stavo offendendo, Yolanda. Gli ha chiesto perché Nico è un volontario. Shanti mi occupa anche di quello. No, non l'ha offeso Yolanda, gli ha chiesto una cosa inerente al suo no, lavoro, insomma, alla sua passione, a quello che fa. Non credo l'abbia offeso, cioè no. Dai Yolanda, però sei permalosa. Io se posso permettermi non lasciare che il canino vada in depressione perché si smette di mangiare si ammala, infatti. No, Yolanda, tranquilla che Shanti è una persona per bene, cioè non offenderebbe mai. Va bene ragazzi, siamo arrivati, Shanti è sempre stata qua sotto ed è sempre educata con tutti, vero Paolo? Infatti. No, vabbè, ma Yolanda magari avrà capito un'altra cosa. Ti saluta mia moglie Francesca, ti segue da un po'. Ciao Claudio, ma chi è tua moglie? Ragazzi, io credo di chiudere. Ripeto, ho fatto questa live perché mi sentivo di farla e volevo ringraziarvi. Anche se è una live più moscia delle altre volte, però va bene così. Va bene così. Io vi lascio. Vi ringrazio di nuovo per tutti i messaggi e per essere stati con me. E niente, vi saluto. Alla prossima e speriamo di poter... in privato datemi delle informazioni per adottare dei cuccioli, però devono essere dei cuccioli che rimangano piccolini. Grazie ancora. Cercherò di stare meglio, ve lo prometto. Ciao a tutti.